Giulio Quaglio nasce a Laino, in Valle Intelvi, poco dopo la metà del Seicento. Si formò in una scuola di Franceschini e Cignani a Bologna. Venne a Udine nel 1692. E poi nella cappella, o meglio nella chiesa di Santa Chiara, ora sede del convitto Uccellis. Quaglio, ovvero va a Gradisca e poi a Gorizia. Quaglio va a Lubiana nel 1702 e affresca tutto il presbiterio e tutto il vastissimo soffitto della cattedrale. Il Quaglio opera nella Lombardia, soprattutto nel territorio di Bergamo, San Paolo d'Argon, dove c'è un ciclo d'affreschi di straordinaria grandiosità e straordinaria bellezza. Udine ha avuto, alla fine del Seicento, un grande pittore europeo, che ha lavorato in mezza Europa, come era tipico peraltro degli artisti dei laghi lombardi, soprattutto gli stuccatori. Ha avuto Udine come città di luogo di partenza e di affermazione della sua arte.